No, No, niente no, proprio. no, grazie. Sulla CDA di oggi pomeriggio, quali sono le vostre aspettative? No, grazie. La giornata più lunga per il gruppo Benetton si legge nei volti tesi dei dipendenti. A Villa Minelli l'atmosfera sembra immobile, mentre all'interno si consuma il CDA dello strappo, quello che segna di fatto l'addio del patron e paron Luciano Benetton, il grande accusatore del management, nonostante fonti interne riferiscano di toni cordiali dopo i veleni del fine settimana. Cosa sia successo nel dettaglio nell'iconica villa settecentesca lo sanno solo i diretti protagonisti, mentre sono certi i numeri, quelli del bilancio 2023, 1 miliardo e 89 milioni di euro di fatturato con un EBIT in rosso di 113 e perdita netta da 230 milioni, comprese svalutazioni varie per 150. Insomma, conti in rosso, ma che sono stati comunque approvati in modo unanime, anche perché Edizione, la società cassaforte della famiglia Benetton, guidata da Alessandro, si è impegnata a stanziare da qui ai prossimi anni 260 milioni di euro, dopo averne iniettati 350 negli ultimi esercizi. Tutt'altro che un dettaglio, così come non è un dettaglio l'imminente arrivo di un nuovo amministratore delegato. Sarà Claudio Sforza a prendere il posto di Massimo Renon, l'uomo della montagna, così l'aveva definito lo stesso Luciano Benetton. Sforza, un passato in Poste, Wind, Ansaldi, ha una solida esperienza in ambito industriale e finanziario. Sarà lui a dover traghettare il gruppo nella fase della ristrutturazione, le cui ricadute sono tutte da valutare, a partire dagli stabilimenti trevigiani del gruppo, oltre 1100 dipendenti. Sono notizie rincuoranti. Non mica tanto, che ho un figlio che lavora alla Benetton. C'è sempre qualche dubbio. No, speriamo bene, dai. È un legame indissolubile perché essendo nati qui sia i Benetton che tutto il resto, è chiaro che i ponzanesi, di cui faccio parte oggi anch'io, sono preoccupati, giustamente. Caso Benetton che a Ponzano diventa anche tema di dibattito elettorale, con il candidato sindaco civico di area centrosinistra pronto a lanciare un tavolo urgente. Non c'è solo Ponzano, c'è anche Villobro, ma ci sono anche tanti territori del nostro contesto i cui cittadini lavorano in questa azienda, quindi è un tema da affrontare in modo collettivo. Noi sosteniamo che bisogna fare rete su tutti i fronti con tutte le forze che sono sul nostro territorio.